E allora dicevamo, partiamo e parliamo del terremoto su Expo 2015, 7 arresti, tra cui il general manager Paris. Eh sì, il responsabile delle costruzioni arrestato assieme all'ex senatore Grillo e i due protagonisti delle stagioni di Mani Pulite, Primo Greganti e Gian Stefano Frigerio. Leggiamo dal Corriere.it, il direttore della pianificazione e acquisti di Expo 2015 SPA e General Manager Construction del grande progetto milanese Angelo Paris è stato arrestato dal giudice delle indagini preliminari Antezza in un'inchiesta per i reati contro la pubblica amministrazione condotta dai PM Gittardi ed Alessio. Insieme a Paris sono stati arrestati anche l'ex senatore di Forza Italia Luigi Grillo come intermediario di presunte irregolarità in appalti di infrastrutture lombarde e i due protagonisti della prima stagione di Mani Pulite, l'allora segretario amministrativo della Democrazia Cristiana Milanese Gian Stefano Frigerio e l'ex funzionario del PC-PDS Primo Greganti. In una nuova ordinanza di custodia cautelare ha raggiunto anche Antonio Rognoni, l'ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, già agli arresti domiciliari per un'altra inchiesta di un mese fa. Gli arrestati anche il mediatore Sergio Cattozzo e l'imprenditore Enrico Maltauro, altro già indagato negli anni 90. Oltre a queste 7 persone, la procura aveva chiesto altri 12 arresti nel mondo della sanità lombarda, che però sono stati respinti al GIP per mancanza delle esigenze cautelari. La procura aveva chiesto altri 12 arresti, questo viene ripetuto nel pezzo di Corriere.it. I militari della Guardia di Finanza di Milano e gli investigatori della DIA stanno eseguendo altre misure cautelari in queste indagini che ipotizza i reati di associazione a delinquere, corruzione e turbativa d'asta. Non solo Expo, perché c'è anche la Città della Salute, e quindi la progettazione dei lavori per un valore di bandi di gara di 323 milioni della Città della Salute nel comune di Sesto San Giovanni, la gestione dei servizi di supporto non sanitari rivolti alle 2 fondazioni destinate a fondervisi, Carlo Besta e Istituto Nazionale dei Tumori. Rognoni, d'accordo con Frigerio, Cattozzo, Grillo e Greganti, avrebbe organizzato costanti incontri personali nel corso dei quali si trasmettevano notizie di ufficio destinate a rimanere segrete sul procedimento di formazione del bando di gara e sulla successiva fase di aggiudicazione. Venivano così segnalati in anticipo le migliorie progettuali in grado di assicurare ai partecipanti da favorire una valutazione di favore rispetto all'offerta pervenuta da altre imprese concorrenti. Secondo l'accusa, i reati sarebbero stati compiuti almeno fino a 2 mesi fa. Questo è Corriere.it, guardiamo anche su Repubblica come viene riportata questa notizia, perché secondo Repubblica ci sono addirittura delle intercettazioni clamorose. Addirittura, qua compaiono anche cene da Berlusconi ad Arcore e contatti con Previti. Milano, dice Repubblica.it, una nuova Tangentopoli su Expo, 7 ordini di arresto, in carcere Greganti e Frigerio, 200 uomini della Guardia di Finanza impegnati all'alba nel blitz coordinato dalla Procura di Milano. Arrestato anche l'ex parlamentare PDL Grillo, che dice cene da Berlusconi ad Arcore e contatti con Previti. Leggiamo che cosa ci racconta invece Repubblica.it. È scattato alle prime luci della mattina a Milano un blitz che ricorda i temi e i nomi di Tangentopoli. Sono 7 gli ordini di cattura e riguardano anche alcuni appalti dell'Expo che erano stati pilotati da quella che per i pubblici ministeri è un'associazione per delinquere. Le intercettazioni, che vengono definite clamorose, arrivano fino alle ultime settimane del 2014. Il top manager Expo si chiama Angelo Paris, 48 anni, è il top manager raggiunto da uno dei 7 ordini di custodia cautelare, con l'accusa di associazione per delinquere e turbativa d'asta. Uno degli appalti pilotati riguarda le case per le delegazioni straniere in arrivo all'Esposizione Universale che Milano ospiterà nel 2015. Un altro è il famoso e discusso progetto sulle vie d'acqua. Si parla anche del progetto della Città della Salute. Il blitz ha coinvolto 200 agenti della Guardia di Finanza. L'inchiesta è condotta, come dicevamo, dai pubblici ministeri Gittardi del pool antimafia ed Alessio anticorruzione e coordinata da Ilda Bocassini e dal procuratore capo Edmondo Bruti Liberati.
I faccendieri di Tangentopoli, questo è un titolo interno al pezzo di Repubblica. La grande sorpresa è nel nome dei due faccendieri principali che risalgono all'epoca di Tangentopoli. Primo Greganti è l'ex compagno G, l'ex cassiere del PC-PDS, che rifiutò ogni collaborazione ai tempi dei magistrati di Mani Pulite. E Gianstefano Frigerio, ex segretario regionale della Democrazia Cristiana, finito in carcere, poi fatto eleggere in Forza Italia e poi cacciato dal Parlamento quando le condanne sono passate in giudicato. Era lui ad avere contatti anche con Silvio Berlusconi, spesso non per telefono, bensì con messaggi scritti e recapitati a mano. Ed è Berlusconi, in una cena collettiva su Expo, ad avere al tavolo lo stesso Paris che si era messo a disposizione dei faccendieri. Queste sono parole virgolettate. La tangente ridotta, questo un altro titolo. Cosa ci facevano assieme l'ex comunista, ormai settantenne, e l'ex DC di 75 anni? Di certo trafficavano sul fronte degli appalti e si dividevano una percentuale di tangenti. I due, questo scrive Repubblica.it, i due hanno a che fare con appalti su ospedali lombardi e sul nucleare, ma arrivano anche dentro Expo e le tangenti venivano pagate sotto forma di contratti di consulenza aggreganti e in contanti a Frigerio, il quale non vuole lasciare tracce scritte del denaro che prende. Pare che la tangente sia stata ridotta rispetto ai tempi di Tangentopoli, allora era il 5%, adesso lo 0,80%, sapete, ecco l'euro ha colpito anche loro. Ma a parte le battute, torniamo a Repubblica.it. I contatti con Previti. Il costruttore di riferimento è Enrico Maltauro, che ha in effetti vinto una gara d'appalto. I faccendieri, avvertiti per tempo da Paris, ne rivendicano i meriti e quindi gli introiti illeciti. Insieme con questi 4 finiscono nei guai Sergio Catozzo, una sorta di longa manus di Frigerio, e Luigi Grillo, ex parlamentare PDL, il cui nome è comparso anche in altre inchieste. È Grillo che porta un altro manager, che non è finito in carcere, a casa di Cesare Previti. C'è anche l'avvocato romano, condannato per corruzione dai giudici a favore di Berlusconi, nelle oltre 600 pagine dell'ordinanza di custodia. Non risulta comunque indagato, così come Gianni Letta, anche il suo nome compare nelle carte d'inchiesta. Il settimo arresto riguarda Antonio Rognoni di Infrastrutture Lombarde, la stazione appaltante voluta da Roberto Formigoni, e agli arresti domiciliari per un'inchiesta coordinata dalla Procura Giunto Robledo. Il monitoraggio degli affari loschi da parte della Procura pare essere stato capillare anche su Expo. Bisogna ricordare che a dar vita al blitz sono stati i rapporti occulti tra uomini dell''ndrangheta e la sanità lombarda. Da lì il troncone d'indagine aveva portato all'arresto di Massimo Guarischi, molto vicino all'ex governatore Formigoni, e un altro a questa retata. L'inchiesta è una di quelle citate dal procuratore Robledo nel suo esposto al CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, contro il procuratore Edmondo Liberati, per lamentare una serie di irregolarità nell'assegnazione dei fascicoli. Questo è quanto sta avvenendo ed è avvenuto in questa giornata veramente pesante per quanto riguarda Expo e questi arresti, ma vediamo, perché mi piacerebbe sapere e trovare qualche informazione in più, la sto cercando assieme a voi, riguardo proprio a Primo Greganti, alla sua partecipazione a questa strana combriccola. Chiaramente la Repubblica punta l'attenzione casualmente sulle cene a casa di Berlusconi. Guardate il caso. Però sto cercando, appunto, dicevo assieme a voi, qualche notizia in più, perché appunto il caso di questa mattina, quindi si stanno susseguendo ulteriori nuovi aggiornamenti, continuano a uscire ulteriori nuovi aggiornamenti rispetto a questo argomento, perché sarà, immagino, uno degli argomenti della cronaca, magari anche politica, delle prossime ore, dei prossimi giorni. Vedremo se l'interesse superiore, che chiaramente va a favore di Expo, sarà preminente rispetto ai temi della cronaca, perché appunto stiamo parlando di esponenti che erano esponenti politici fino agli anni
agli anni 90 facevano parte di alcuni partiti oramai defunti o comunque in evoluzione, come la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, sono stati protagonisti di una vicenda come quella di Mani Pulite, eppure, come vediamo, sono ancora presenti, malgrado i loro 70 anni, abbiamo letto, 70 e 75 anni, però questo è, ci tocca vedere ancora queste cose. Questo dicevo riguarda Expo, vediamo se ci sono ancora ulteriori notizie. L'ANSA cosa dice? Da quanto si è saputo, l'inchiesta vedrebbe al centro una serie di fatti di turbativa d'asta, di corruzione relativi appunto a Expo e alla città della salute. Entrambi sono appunto grandi realizzazioni che stanno avvenendo intorno a Milano. Vedremo anche che cosa c'entrano, se ci sono anche delle novità rispetto alla politica. Gad Lerner, che abbiamo ospitato qui a Radio Padania: ora che la nebbia si è dissipata mi ritrovo l'Expo di Milano decapitato a Pribo Greganti di nuovo in manette, altro che travegole. Questo scrive in un tweet Gad Lerner, che insomma magari Primo Greganti lo ha conosciuto nel passato delle sue trasmissioni televisive. Insomma, questi sono un argomento che volevo trattare assieme a voi durante questa prima parte di Onda Libera. Immagino che, come dicevo, la giornata sarà fitta di aggiornamenti e noi li daremo chiaramente in diretta assieme a voi. Ancora guardo che cosa dice rispetto a tutte queste cronache vere di quanto avviene intorno alla politica. Arrestato l'ex ministro Scajola e l'ex deputato di Forza Italia Matacena. L'operazione di questa mattina della DIA di Reggio Calabria, nata dall'inchiesta sui fondi neri della Lega Nord, di cui è figura chiave il faccendiere Bruno Mafrici. Emessi 8 provvedimenti, Scajola avrebbe favorito la latitanza di Matacena. La DIA di Reggio Calabria ha arrestato l'ex ministro Claudio Scajola e la sua segretaria Roberta Sacco, l'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, latitante alcuni mesi per una condanna definitiva a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. In più sua moglie Chiara Rizzo, non reperibile, e la madre Raffaella De Carolis. L'ex ministro Scajola è stato arrestato perché avrebbe aiutato l'ex parlamentare Matacena a sottrarsi alla cattura per l'esecuzione pena dopo essere stato condannato in via definitiva. Lo ha detto il procuratore di Reggio Calabria, Cafiero De Rao. Matacena è latitante a Dubai e, secondo gli inquirenti, tentava di trasferirsi in Libano con il supporto dell'ex ministro. Arrestati anche altri imprenditori italiani, in totale sono stati emessi 8 provvedimenti. Le perquisizioni ordinate dalla direzione antimafia di Reggio Calabria vanno dal Piemonte alla Sicilia, sequestri in diverse società commerciali italiane collegate a società estere, per un valore di circa 50 milioni di euro. Matacena tentava di salvaguardare il suo patrimonio sottoposto a sequestro, facendolo confluire in società fittizie a cui a capo c'erano suoi factotum. Infatti Matacena è noto imprenditore non solo calabrese, figlio dell'anonimo armatore, noto per aver dato inizio al traghettamento nello stretto di Messina, è morto in agosto 2003. I provvedimenti, eccetera, eccetera. Insomma, questa è un'altra notizia che riguarda la cronaca pura, che però è sempre accanto e vicina alla politica. Sono anche queste informazioni che, se avranno degli sviluppi in giornata, li daremo, ma rimaniamo ancora sulla Tangentopoli, la possibile Tangentopoli sugli appalti Expo, ricordandovi che in questi giorni proprio anche sul tema dell'antimafia si è fatto un passo indietro rispetto a questo argomento, e quindi con le varie commissioni antimafia volute dal sindaco Pisapia e su altre questioni, siamo piuttosto indietro. Intanto, sempre riguardante Expo, c'è una novità che riguarda le famose vie d'acqua, che sono uno degli argomenti che hanno fatto vincere a Milano con i competitor internazionali, fatto vincere negli anni scorsi il tema di Expo 2015. Bene, ripartono i lavori, scusate, ma non saranno completati in tempo per Expo 2015. Questo è Pisapia.
La regione accetta l'interramento dei parchi, i ritardi nell'avanzamento del cantiere però non sono più recuperabili, dovuti alla sosta che ha voluto il Comune di Milano. I lavori riprenderanno a giugno, per il blocco degli scavi c'è una richiesta di danni per 13 milioni. Vie d'acqua, via libera del CDA di Expo alla revisione del tratto sud delle vie d'acqua proposte dal commissario unico Beppe Sala. Cambia dunque il progetto per collegare il sito in cui si svolgerà l'anno prossimo l'esposizione universale con la Darsena di Milano, contestato nei mesi scorsi dai comitati di cittadini preoccupati per le conseguenze del trattato originario. Proteste che hanno rischiato fino all'ultimo di far tramontare la realizzazione di un canale che il commissario Sala ha da sempre considerato strategico. Nel nuovo progetto il tratto nord del canale, che dal Villoresi arriverà al sito Expo, resta invariato. Il tratto verso Milano invece sarà in parte interrato, sarà sotterraneo nei parchi di Trenno e nel nuovo parco deviatore dell'Olona. La soluzione adottata, spiega una nota diffusa da Expo, consente di assicurare il flusso d'acqua verso la Darsena e svolgere una funzione irrigua per il sistema agricolo milanese del sud-ovest. Obiettivi fondamentali del progetto Vie d'acqua. I cantieri partiranno a giugno, ma, come già ampiamente annunciato, il canale non sarà pronto per l'apertura di Expo nel maggio 2015. Quindi questo è un risultato, complimenti, che ha ottenuto il sindaco Pisapia. Quindi adesso mandiamo un piccolo stacco e ricominciamo dopo lo stacco, la pubblicità, sentendo anche direttamente dall'Emilia che cosa è avvenuto ieri, perché oltre alla telefonata che abbiamo ricevuto durante il Sulla Notizia da una nostra militante, vorremmo sentire anche gli esponenti politici della Lega Nord, perché io ho cercato sulla Gazzetta di Parma, dove è posizionato l'aggressione subita nei giorni scorsi, e vi assicuro che tra le prime notizie ce ne sono tante altre, ma non questa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita E rieccoci qui a Radio Padana Libera, io sono Alessandro Morelli. Leggiamo che cosa è avvenuto nei giorni scorsi, anzi ieri. Gazzetta di Parma, aprendo gazzetta-di-parma.it, la prima notizia riguarda un fatto di cronaca molto grave. Altre notizie: un medico del Maggiore indagato alla Guardia di Finanza, il funerale dell'ultimo cassonetto, sì, così, evade dal carcere di Parma, fugge anche da Palermo. Un ergastolano albanese ha spezzato le sbarre e si è calato con un lenzuolo.
Sì, queste sono le notizie che purtroppo riporta. Il calcio ai dilettanti in tempo reale, l'arresto della DIA all'ex ministro Scajola, Michael Jordan shock, ero razzista, odiavo tutti i bianchi, ha confessato Michael Jordan in una sua autobiografia. Vabbè, scusate, però ogni tanto il sorriso scappa. Siete stati a Cibus, eccetera, eccetera. Scatti da Cibus, terza giornata. Vado ancora più sotto, perché grani in basso. Galliani, se il Parma fa 6 punti, noi siamo fuori dall'Europa. L'incidente in una rotatoria. E in mezzo a queste due notizie c'è il segretario nazionale della Lega Nord Emilia, Fabio Rainieri, che dice: la Lega Nord, distrutto banchetto, militanti aggredita, intervenga Pizzarotti. Questo è semplicemente per riportarvi che cosa dicono e come vengono a loro volta riportate le notizie sul giornale locale. Purtroppo sono notizie secondo noi molto gravi. È chiaro che ognuno esprime ogni testata esprime le proprie valutazioni. Che cosa è successo? L'abbiamo sentito da Chantal Faltuzzi, che ringraziamo per averci ancora una volta chiamato, e è successo che ieri c'erano questi 4-5 militanti della Lega Nord, 2 persone che stavano firmando, sono arrivati una ventina, trentina di personaggi da un tal Art Lab occupato, e che non sapendo che cosa fare, non sapendo come riempire la loro giornata, hanno pensato bene di venire lì ed esprimere la loro violenza. Ma cosa fare se succede una cosa del genere? Beh, indagini, percorsi investigativi, quant'altro. Allora, io, Alessandro Morelli, mi sono messo di guizzo e ho fatto una approfondita indagine per cercare chi fossero i responsabili delle ipotetiche o possibili rivendicazioni, e prima o poi, quando verrà la Padania e mi prenderanno come 007, beh, non ci voleva molto, a dirvi la verità. Basta andare sul sito, sulla pagina Facebook di questi personaggi, Art Lab gestisce, rivendica e trasforma, per trovare un comunicato. Sì, lo trovate anche voi su Facebook, Art Lab occupato. Ecco il comunicato che racconta l'azione che oggi abbiamo voluto fare in risposta alla propaganda razzista per le elezioni europee della Lega Nord. A breve sarà caricato anche il video dell'iniziativa. Peccato che il video non ci sia, perché sennò, insomma, immagino che Rainieri, che abbiamo al telefono e dopo sentiremo, qualche cosa ci voglia commentare. Per un'Europa senza confini, via Lega Nord dalle nostre città. Oggi, scrivono loro, lo potete trovare anche tutti voi. In occasione del terzo anno di occupazione di Art Lab, edificio occupato il 6 maggio 2011 in Borgo Tanzi, abbiamo deciso di scendere in piazza per ribadire il nostro essere antirazzisti sempre e la nostra solidarietà alle migliaia di persone migranti contro le leggi nazionali ed europee in materia di controllo dei flussi, che rendono l'Europa una fortezza invalicabile e il Mar Mediterraneo una base militare, impedendo a uomini e donne di ribellarsi a guerre, povertà e devastazioni ambientali, sfuggire ai confini e a costruire una vita dignitosa altrove. Stufi di dover sentire continui commenti sui media nazionali di esponenti della Lega Nord che inneggiano al razzismo, promuovendo una campagna elettorale scellerata che produce solo ulteriori divisioni tra fasce di popolazioni sempre più impoverite, abbiamo deciso di sanzionare con un'azione dimostrativa il banchetto della Lega Nord, che si trovava in una delle storiche piazze di Parma, Piazzale della Pace. La nostra azione ha voluto ricordare ai passanti che questo partito è lo stesso che ha inventato la legge Bossi-Fini, che rinchiude all'interno dei CIE uomini e donne solo perché senza permesso, costringendoli a vivere in un vero e proprio lager in condizioni sempre più precarie. Poi lo commentiamo, state tranquilli ascoltatori, allacciate la cintura perché non è finito. Forti e consapevoli di non essere gli unici a pensare che questo partito debba sparire per sempre, e ce lo dimostrano le tante iniziative in giro per l'Italia, quali la giornata del 25 aprile a Reggio Emilia e la cacciata di Salvini da Napoli, prima a Taranto poi, abbiamo deciso di strappare i loro manifesti di propaganda razzista e il materiale informativo che ci riporta i toni usati nelle epoche buie dei nazionalismi di destra. La nostra azione ha voluto anche essere una controcampagna elettorale. Con noi c'era il nostro caro amico e compagno Joseph, vestito di blu, visto che siamo sotto elezioni europee, che da tempo porta avanti la campagna Yo-Yo Sindaco e, provocatorio, si candida ad essere il sindaco e la voce dei 22 milioni di persone che vivono in Europa come invisibili, perché non cittadini. Yo-Yo si presenta così:
con il suo accento da africano de Roma. Non siamo, sì, è così. Non stiamo comodi nei canotti e gommoni su cui ci disegnate. Chi di noi è riuscito a venire con sti strumenti di vessazione e mezzi di fortuna, perché di fortuna si tratta, riuscire ad arrivare vivo, merita rispetto e pari dignità. La politica dei partiti è responsabile di aver inserito un meccanismo di razzismo istituzionale a partire dalle derive securitarie inserite nel testo unico sull'immigrazione, vedi Bossi-Fini e pacchetto sicurezza. Sono arrivati a ideare le ronde. Non siamo un problema di ordine pubblico, la storia è più complessa. Si potrebbe partire da Enea, venuto dall'odierna Turchia, passando per gli italiani all'estero fino agli italiani col permesso di soggiorno rilasciato dalla questura dopo il controllo delle impronte digitali. Con gommoni e canotti arrivano fino in Campidoglio il 1° marzo, giornata nazionale dello sciopero migrante, dopo anche le ultime rivolte all'interno dei CIE, centri di espulsione centri di identificazione ed espulsioni uguale lager. La nostra voce deve essere presente perché siamo nella comunità, anche se ci chiamate extracomunitari, e lottiamo per cambiarla, anche se non possiamo votare. Io, sindaco, nasce da questo. La mia candidatura vuole provocare una realtà che deve fare i conti con tutti noi, a partire da chi non ha voce. Basta CIE, basta repressione, basta rimpatri coatti. Queste sono le parole di Yo-Yo. Noi rispondiamo così, dunque, ad un comunicato della Lega Nord che in maniera becera, come al solito, racconta frottole quando viene attaccata, cercando di passare come vittima dei teppisti, dimostrando di non avere argomenti a sua difesa, invocando la repressione di chi ogni giorno dissente e crea diritto, solidarietà, giustizia. Per un'Europa senza confini, per l'istituzione di canali umanitari contro CIE e CARA, per i diritti di cittadinanza per tutti. Art Lab occupato e antirazzista. Però non è antiscemi, evidentemente. Questo l'ho aggiunto io logicamente al comunicato di questi delinquenti. Abbiamo in linea, ce l'abbiamo? Il nostro caro, e gli diamo logicamente il benvenuto, Fabio Rainieri, segretario nazionale della Lega Nord Emilia. Come commentare questo comunicato in risposta al vostro comunicato, Rainieri? Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori e Padania Libera sempre, soprattutto da questi deficienti, cretini e conigli. Cominciamo subito a definire chi sono queste persone. E delinquenti. E delinquenti, certo. Come hai detto tu, anche nella lettura del loro comunicato, si capisce che tipi di personaggi sono. Vanno a un banchetto dove militanti, uomini e donne, sono lì in modo democratico, simpatico e soprattutto non violento, a rompere i coglioni e addirittura a minacciare, a spintonare, a distruggere tutto quello che non piace a loro. Questa è la loro democrazia e il loro antagonismo alla Lega. La Lega non mi sembra abbia fatto danni in questo frangente. E loro, questi sono i democratici, no? Che si occupano di questa politica, come la chiamano loro, di integrazione a modo loro, che mi sembra molto più razzista quella che stanno effettuando loro che non quella che facciamo noi da tempo. Noi non siamo assolutamente razzisti, ma diciamo semplicemente che qualcuno, chi vuol venire nel nostro paese, ci deve venire con tutte le regole che sono del nostro paese. Perché se io andassi in un paese dell'Africa e cominciassi a fare come fanno loro qua, di sicuro non è che mi rispediscono a casa, non mi rispediscono più, mi seppelliscono fucilandomi anche con esecuzioni tipo militaresche. Vabbè. Quindi questi 4 coglioni che in 20 vanno ad aggredire 3 persone di sesso femminile e altre 2 di sesso maschile e si vantano di essere Yo-Yo lì, quel coglione lì di Yo-Yo aveva un cartello con scritto io odio la Lega. Questa è la democrazia. Io oggi, scusami Fabio, sei mancato. Io odio la Lega Nord. Io odio la Lega, bene. Questo è il modo di fare politica antirazzista che loro definiscono. Mi fanno veramente schifo. Non hanno se poi li prendi a uno questi qua, sono dei conigli che non riescono più nemmeno a parlare quando li incontri. Allora io non voglio arrivare al loro livello, però apro e chiudo una parentesi. Ieri sera
a Brescello, un paese confinante tra Parma e Reggio, dove abbiamo una lista Lega con la nostra candidata Katia Silva, hanno bruciato le bandiere della Lega. Quindi è un'escalation di violenza e di rottura di scatole al nostro movimento che mi comincia a preoccupare, perché è di poco tempo fa, se vi ricordate, qualche mese fa, in piazza Garibaldi, uno stesso banchetto della Lega era stato attaccato ancora da questi art club e anche lì avevano demolito il banchetto e avevano spintonato i nostri militanti. È notizia di qualche giorno fa, vi do una notizia carina, sì. La ex ministra, ma oggi semplice parlamentare, Chieng, gira con 6 uomini di scorta, in più la macchina civetta della Digos, che la segue senza farsi vedere, perché chissà questa signora che cosa pensa che le possano fare. Non se la fila nessuno, ma lei, per darsi importanza, continua a chiedere la scorta e gira con 6 persone che potrebbe essere invece in giro a fare quello che dovrebbero fare le forze dell'ordine, cioè scovare i delinquenti. Girano per salvaguardare questa signora e la sua vita, chissà per quale motivo. Quindi io mi domando se dobbiamo continuare a fare in modo che le forze dell'ordine perdano tempo dietro a queste persone e che queste persone continuino indisturbate a fare quel cavolo che vogliono. Fabio, sto guardando la Gazzetta di Parma, che insomma è il giornale locale, è uno dei giornali locali. Beh, la notizia intanto non è neanche commentata, c'è solo il comunicato della Lega Nord, però la notizia, almeno sul sito internet, è assolutamente, diciamo, a mezza homepage, ma proprio per usare un eufemismo, per essere gentili. Com'è valutata dai media locali quello che sta avvenendo? Perché insomma, appunto, dici tu, c'è una recrudescenza, c'è un'aria che non è bella. Assolutamente no, noi siamo anche molto preoccupati, perché in questo periodo siamo in giro con vari banchetti a raccogliere le firme per i 5 referendum, no? Capite, immagino che anche gli ascoltatori siano preoccupati quanto lo sono io da segretario, di sapere che in giro c'è una guerra proprio, ma la chiamo guerra, ma non estremizzando il termine, ma volutamente, perché è una guerra nei confronti della Lega. I giornali parlano di noi solo in modo negativo e non dicono nulla di quelle cose che stiamo facendo, delle iniziative o delle nostre presentazioni di liste. La Gazzetta di Parma è il giornale dell'Unione Industriali di Parma, che oggi è asservita al potere dei 5 Stelle, che tra l'altro ci hanno vietato di fare i banchetti. Il sindaco di Parma, Capitan Pizza, ci ha vietato di fare i banchetti. Perché? Perché lui dice che non si possono fare i banchetti per la Lega Nord. Però lascia indisturbati e non commenta e non manda una riga di solidarietà ai nostri militanti quando succedono queste cose. Scusa Fabio, come fa un sindaco a vietare un banchetto? Cioè ci sarà una ragione, si inventeranno, perdonami, una ragione, ordine pubblico? Certo, questa, ordine pubblico. Ordine pubblico. Non ci danno più, ci hanno vietato i banchetti per raccolta firma, mettendo come motivazione questioni di ordine pubblico. Vi pare normale questo? Assolutamente no. Mentre tutti gli altri manifestanti di questo genere compresi, tutti i giorni in città fanno una loro manifestazione e il sindaco cosa fa? Niente, gli rilascia i permessi, li lascia fare, non gli dice nulla e invece a noi fa queste cose, nemmeno manda 2 righe, una telefonata, qualcosa per dire ci dispiace, vedremo cosa si può fare, ma ci vieta semplicemente di fare i banchetti. Fabio, capisco anche insomma il calore con il quale e la responsabilità che un segretario nazionale e tutti gli altri, anche il segretario della sezione più piccola, si sente la responsabilità di mandare i propri militanti, come è logico, ai banchetti, se i banchetti possono diventare, tra virgolette, se l'aria intorno ai banchetti può diventare calda. Però guardiamo anche il lato positivo. Se l'aria è tornata così calda intorno ai banchetti della Lega è perché la Lega fa paura da un certo punto di vista e a questo punto noi la rigiriamo e la guardiamo in senso assolutamente positivo. Per fortuna non è successo niente alle persone che raccoglievano le firme e chi stava andando a firmare, però insomma la Lega
torna a far paura evidentemente anche in Emilia. Ma guarda, di questo noi ne siamo più che convinti. Infatti, da una parte c'è, come hai detto tu, la paura e la preoccupazione, e io tutti i giorni chiamo i ragazzi che fanno i banchetti non solo a Parma ma in tutta l'Emilia, essendo io segretario dell'Emilia, chiedendogli di stare attenti, di non rispondere alle provocazioni, certo. E chiedo sempre di fare in modo che ci sia qualcuno dell'ordine pubblico vicino al banchetto e di avvisare sempre loro per qualsiasi cosa di strano può accadere. Perché come dici tu siamo in una regione rossa, siamo nell'Emilia, l'Emilia certo. quella dove ancora è tollerato qualsiasi presa di posizione nei confronti dei leghisti. E riapro una parentesi, l'altra sera una nostra militante di Bologna, Francesca Carano, nonché consigliere comunale a Bologna, è stata aggredita da un extracomunitario con la volontà di violentare questa nostra collega, e un assessore donna di Rifondazione Comunista del comune di Bologna ha detto che la colpa è della Francesca Carano semplicemente perché è leghista. Ma ti pare che questi sono dei coglioni, cioè, diciamolo. Ma tu pensi che qualcuno abbia detto qualcosa a questo assessore di Rifondazione Ma sta qua va Comunista? chiamata, grazie per la segnalazione, sta qua la chiamiamo oggi pomeriggio, sta deficiente. Chiamatela perché nel mio comunicato dell'altro giorno, dove appunto facevo le mie preoccupazioni alla Francesca, perché ha preso molta paura di questo, ma lì devo ringraziare poi il questore e tutte le forze dell'ordine che sono poi attivate per cercare di sistemare la questione. Ma se un politico, amministratore, con un ruolo di assessore a Bologna, non nell'ultimo paesino sconosciuto, ma a Bologna, venga a dire che, viste le dichiarazioni della Lega, sostanzialmente sta ben fatto quello che stava facendo questo extracomunitario alla nostra consigliera comunale, no, non esiste, e nessuno si prende la briga. Abbiamo chiesto al sindaco appunto le dimissioni di questo assessore. Secondo te qualcuno ha mosso un dito per dire questa ha sbagliato? No, non gliene frega niente a nessuno, perché loro è tutto ammissibile. A noi invece, anche se ci tentano di violentare, se ci picchiano, se ci devastano i nostri banchetti, va bene, è tutto permesso. Il fatto di far crescere una società un po' più civile di quello che la Lega ha contribuito a fare in questi anni, il fatto che non abbiano perso occasione per alimentare la conflittualità, non ha certo contribuito a creare una maggiore coscienza civile. Questo lo dice, come appunto sottolineavi, l'assessore Amelia Frascaroli. Esatto. Complimenti alla signora. Esatto. Quindi Fabio, scusami, prego. Per finire, quello che la domanda che avevi fatto, noi siamo preoccupati tutti, e come ti dicevo cerco di fare in modo che tutti siano calmi e non accettino le provocazioni di questi deficienti. Però dall'altra parte siamo anche molto contenti, perché i militanti si sentono, è questa duplice realtà che vivono, no? La paura da una parte, ma l'emozione dall'altra di vedere la gente in una regione rossa. Ribadisco, fare il leghista in Emilia e farlo in Lombardia o in Veneto è completamente diverso, anche perché sei ancora additato come leghista. Certo. L'eccitazione, no? la voglia di continuare a farlo, perché vedi la gente che viene al banchetto, ti chiede di firmare, conoscono il perché la nostra gente è lì a richiedere le firme dei referendum, e ti dicono: abbiamo votato Grillo o altri partiti altra volta, ma oggi torneremo a votare la Lega. Domanda, Fabio, e di questo sono assolutamente convinto e ti ringrazio, però da militante, te lo chiedo da militante, questi tizi mettono su Facebook un comunicato, ok? Ci sarà un computer che è di proprietà di qualcuno dal quale è partito questo comunicato. Quindi immagino che, come l'ha trovato Alessandro Morelli dagli studi di Radio Padana Libera, la questura, la Digos, quello che è, possa andare a beccare questi 4 deficienti. Stavolta... No, ma loro sanno benissimo chi sono. Tra l'altro il filmato molto probabilmente loro non lo metteranno neanche, perché ci sono i filmati delle telecamere fisse che hanno ripreso tutto. Ieri, subito dopo l'accaduto, mi hanno chiamato i dirigenti della Digos dicendomi appunto che stanno facendo tutte quelle che sono le indagini, ma loro sanno benissimo chi sono queste persone. Il problema non è sapere chi sono, perché li conoscono a uno e sanno esattamente cosa fanno
e chi sono, appunto, e qual è la loro storia politica. Il problema è che poi la giustizia non gli fa niente. Questi qui, anche se li beccano, non cosa vuoi che gli facciano? Gli fanno una denuncia, come abbiamo fatto noi per molestie e per appunto i danni ricevuti dal banchetto. Sì. Ma che cosa pensi che gli facciano? Il giudice gli dirà, vabbè, non fatelo più, come succede spesso da noi, no? E qui in Emilia, appunto, che ci sono i 2 pesi e 2 misure. Non fatelo più, gli darà una multa di qualche decina di euro e poi basta. Il giorno dopo questi sono ancora lì a rompere i coglioni, come è successo, perché questi, ribadisco, sono le stesse persone che qualche mese fa in piazza Garibaldi assaltarono un altro nostro banchetto. Grazie. Le stesse persone, lo stesso Art Lab. Quindi dicevi... Invece di scrivere queste cose qui a Art Lab e fare questi programmi che hanno fatto nella loro pagina Facebook e nei loro comunicati, sarebbe meglio che andassero a cercare da lavorare questa gente. Perché questi qua sono tutti figli di papà, gente benestante, che non hanno bisogno di lavorare, utilizzano i soldi dei papà e per fare queste stronzate e per andare a rompere le scatole e a minacciare le persone. Allora, torniamo per salutarci al lato positivo. C'è tanta gente che sta tornando verso la Lega, oppure dicevi che si avvicina alla Lega anche grazie ai 5 referendum, al quale, ricordiamolo, se ne aggiunge uno nuovo. Se ne aggiunge uno domenica, esatto. Sì, questo è assolutamente vero, ti ripeto, è una sensazione molto positiva che noi abbiamo in Emilia. La gente quando ti incontra ti saluta e ti dice bravi, andate avanti. Poi non tutti si fanno vedere, perché ripeto, siamo in Emilia, siamo in una città come Parma, in cui la mafia è molto più presente che da altre parti, in modo molto più subdolo che non da altre parti è riconosciuta. Però il fatto di avere questi conoscimenti da parte della gente fa in modo che i nostri militanti continuino a farsi vedere sul territorio e ci dà una ottima sensazione del lavoro fatto in questi mesi da Matteo Salvini. Grazie a Fabio Ranieri e tu in rappresentanza di tanti militanti che si fanno il mazzo tutti i giorni in realtà difficili. Posso chiedere un'ultima cosa? Prego. Se vi va, qui parlo agli ascoltatori, sulla mia pagina Facebook, scrivete un commento a favore di questi militanti che hanno subito questa aggressione, perché è far sentire la vicinanza di tutta la nostra gente a loro, e sono solo che contenti. Grazie a tutti e Padania Libera. Grazie a te. Avrete sentito che stavo digitando qua sulla mia sulla tastiera qui nello studio di Radio Padania, perché come vi dicevo è cosa buona e giusta, ha perfettamente ragione Fabio Ranieri a chiedere di sostenerli anche semplicemente con poche righe scritte sulla sua pagina di Facebook, magari anche su quelle degli stessi protagonisti vittime di questi turpi personaggi, perché di questo stiamo parlando. Cambiamo rapidamente discorso, perché abbiamo parlato del tema Expo 2015, abbiamo parlato di quanto avvenuto in quel di Parma e in generale in Emilia. Stanno, e questo viene confermato anche dal nostro Ranieri, stanno virando e tornando verso la Lega tantissime persone. Lo dicevamo prima, abbiamo guardato la pagina di Matteo Salvini, dove lui ha postato questa segnalazione di una persona che ha incontrato nei suoi 1000 giri in queste settimane. Questa persona ha detto: io votavo Forza Italia e adesso basta, voterò la Lega. Basta leggere sulla sua pagina Facebook, appunto, per trovare tantissime segnalazioni di persone che vogliono, appunto, hanno deciso di fare la stessa cosa. Insomma, bisogna andare avanti su questo tema, e noi andiamo avanti. Intanto mandiamo anche un breve stacco musicale di un artista, Mario Benetti, un artista che, vedete, ci mette la faccia, è uno dei tanti che ci mette la faccia. Ha partecipato al concertone di Radio Padania che si è tenuto a Pontida, 6 ore di concerto. Ancora il ringraziamento va a tutti coloro i quali lo hanno organizzato, Semivarin, Giovanni Polli e tanti altri, e agli artisti che, come dicevo,
sono stati disponibili a partecipare. Beh, Mario Benetti è uno di questi. Mario Benetti è un leghista che fa musica e dunque sarebbe cosa, ed è cosa buona e giusta, promuoverlo anche nelle nostre feste, nelle feste della Lega che dalle prossime settimane, subito dopo le elezioni, cominceranno inesorabilmente, perché noi non molliamo il territorio. Questi hanno il sogno di farci sparire, ma come dimostrano i nostri eroi di Parma, non ce la fanno. Sospingi nell'Europa. Derubati abbiamo detto, e potete trovare questo video, perché c'è anche il video sulle pagine Facebook mia, di Semi Varin, quindi anzi più lo condividiamo meglio è, sempre per la logica che avevamo detto prima. Dunque apriamo le linee allo 02 6620 35 29 a vostra disposizione come sempre. Parliamo un po' di quello che stavamo dicendo, cioè dei tantissimi che in questa fase stanno passando dai partiti romani verso la Lega Nord, perché ricordiamocelo, molti sono delusi, e questo argomento è un argomento che dovremo affrontare prima delle elezioni. Molti sono delusi, alcuni decidono di non andare a votare, secondo un ragionamento molto, molto semplice, e che peraltro ci ha anche detto prima uno dei nostri ascoltatori durante Sulla Notizia. Poi non ci si può lamentare, e soprattutto una di quelle cose che possiamo guardare e vedere di fronte è il fatto che, almeno per quanto riguarda la Lega Nord, c'è l'opportunità di toccare con mano, oltre che la vita della Lega, le varie feste, abbiamo parlato di Pontida per tanti giorni, ma quelle che inizieranno durante il periodo estivo. Beh, c'è l'opportunità anche di andare a parlare, a ragionare con gli amministratori locali, provinciali, regionali, insomma, nazionali e europei. 02 6620 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, senta, io non seguo la lettera quello che dice il Vangelo, cioè quello di porgere l'altra guancia, sarò mandata all'inferno, quello che sarà, sarà.
Però io adesso voglio dirla un po' in volgare, mi sono anche rotta un po' le palle di sentire dire che noi siamo vittime di questi disgraziati senza mai reagire. Ho capito, non è un'istigazione, però onestamente in anni e anni e anni che uno le prende e poi anche l'asino scalcia. Scusami, Grazie. ma E giustamente... a terra è così il discorso. Grazie. E giustamente Francesco con un SMS al 346 64 277 56 mi ricorda che devo ricordarvi che poche settimane fa è stata trovata una bomba a Modena, davanti alla sede della Lega Nord di Modena. Fortunatamente in quell'occasione non è successo nulla. 026620 3529, pronto? Sei pronto, Padania Libera? Sempre. Sono Pierluigi, chiamo da Bergamo. Benvenuto. Sono anch'io dell'idea della signora di prima. Io ho sentito in tante manifestazioni, almeno 4 volte di fila, da Adro alla festa di Spirano, prima delle elezioni del segretario federale Salvini, eccetera, lo stesso Salvini dire che eravamo stufi e che avrebbe dovuto cominciare a denunciare giornalisti, magistrati, eccetera, eccetera, che non facevano il loro dovere, che non facevano altro che nascondere le notizie. Non è ora di cominciare a farlo adesso? Per l'aggressione di Parma sarebbe ora, e anche di Bologna, che una signora assessora fosse denunciata per apologia di reato, per esempio per quella che è stata tentata. Ma loro sono ben attenti. Benissimo, però noi le denunce dobbiamo farle, tutte alla magistratura. Esiste appunto l'apologia di reato, esiste l'omissione d'atti d'ufficio, oltre all'aggressione. Sarebbe ora anche di cominciare a colpire questa gente. Non so se per i giornalisti ci sia un qualcosa, qualche reato, se nascondono le notizie come hanno fatto e stanno facendo. Ieri nessun telegiornale ha parlato di questa aggressione, ovviamente, come nessuno ne aveva parlato della bomba di Modena. È ora di reagire, siamo stufi di porgere sempre l'altra guancia. Grazie. Certo. Grazie. 026620 3529, pronto? Sì, parlo da Brescia. Benvenuta. Qui quelli dei centri sociali qui di Brescia occupano le case, hanno occupato un albergo in via Corsica. Poche settimane fa hanno festeggiato perché è ancora tutto pieno di stranieri, ci sarà forse 1 o 2 italiani senza casa, e poi dovrebbe fare un'interrogazione parlamentare per il sindaco di Parma perché non dà il permesso a mettere giù i banchetti, visto che sono così democratici, e il senatore sempre Grillino che sono andati con quelli della TAV su in Val di Susa ad aiutarli a tagliare le reti di recinzione. Insomma, per di loro non si dice mai niente. Questi signori grillini sono peggio dei centri sociali, sono rivoluzionari nel senso proprio di picchiare l'altra gente. Poi c'è l'associazione Antigone che vi sta controllando, che se qualcuno dice di essere razzista o parla di razzista venite denunciati tutti, che Antigone c'è dentro anche Pannella, no? Anche fa tutto l'insieme dei centri sociali e di Pannella. Attenzione, questa qui è una potenza enorme. Qui c'è Radio Onda d'Urto, che non so da chi viene pagata e sostenuta perché è sociale come radio. Grazie. Fatto cosa sociale. Sarebbero sempre da denunciare. Grazie. Grazie. Centri sociali contro la Lega Nord, picchiato un militante, in Globo hanno imbrattato un manifesto elettorale di Bitonci e poi hanno aggredito con calci e pugni un attivista. Questo è avvenuto a Padova oramai qualche settimana fa, martedì 4 marzo 2014, lo trovo su ilgazzettino.it. Questi comunque, stiamo parlando di città che Parma è una città storicamente in mano alla sinistra, ha avuto un percorso negli ultimi anni un po' diverso. Padova, e lasciamo perdere, inutile che ce lo diciamo, Brescia, e a Brescia c'è stata stata una occasione anche di sistemare alcune cose, e forse anche qui, quando c'è un governo in centrodestra, forse ci vorrebbe anche un po' più di coraggio, perché questi centri sociali sono semplicemente dei luoghi di formazione aculturale di violenza. Questo è il dato di fatto. Noi parliamo delle moschee per quanto riguarda la religione, che non sono solo luoghi di religione. I centri sociali sono la stessa roba. Pronto? Pronto, Morelli? Sì, buongiorno. No, buongiorno, sono la Carla da Busto. Benvenuta, Carla. Il termometro del nervosismo ce l'hai fatto fare
Allora, noi siamo incavolati per quello che è successo, ma siamo incavolati ancora di più il perché non si fa niente. Questi poveri militanti devono sempre subire. Salvini alla televisione denunci le cose quando va, ma non si dice niente, non si fa niente. Già loro non dicono niente. Grazie. 026620 3529. Beh, mi sembra che Matteo da questo punto di vista sia proprio inarrivabile, nel senso che appena può su questi temi. Ricordo che proprio a Modena andò lo stesso Matteo dopo che era appunto comparsa quella stramba bomba. 026620 3529. Pronto? Ciao Morelli, Manzoni. Allora, 3 cose, ma sono velocissimo. Expo, ti dico come va a finire. Sarà un grande mercato con giù le bancarelle, perché per il resto non ci sarà una bella mazza di nulla. Seconda cosa, la signora che ha telefonato prima, il Vangelo porgi l'altra guancia. Perfetto, ha perfettamente ragione. Le guance sono 2, ne hai una e 2, poi non è più, a meno che puoi arrivare a 4 mettendoci le chiappe, ma poi dopo non ce n'è più. E quindi ha perfettamente ragione. C'è un passo del Vangelo, una parabola, dove Gesù dice: prima aiuta la tua famiglia, mantieni la tua famiglia, e poi se ti avanza fai la carità al prossimo che ha bisogno. E questo qua, da scuola a discendere, nessuno lo cita mai. Terza cosa, aveva telefonato tipo un'ora fa un signore dicendo un investimento da 100.000 euro al 7% mi costa 70.000 euro. No, 7% di 100.000 sono 7.000, non sono 70.000. È ben diverso. Parlava del creare inflazione. Ti saluto, ciao. 026620 3529. Stiamo parlando di alcuni casi che vedono protagonista purtroppo una nuova Tangentopoli, così la definiscono i giornali, riguardante Expo 2015. Le violenze che sono avvenute ieri a Parma ancora per un'altra volta, e ci stiamo allargando il nostro ragionamento anche al fatto che questo è segnale, da un lato oggettivamente e indubbiamente negativo per quello che avviene, ma positivo perché dall'altra parte, perché ancora la Lega fa paura. Il problema è che i personaggi che sono che protagonisti di queste robe qui sono sempre i soliti e non si scappa da qua. 026620 3529. Ci sono tante persone che si stanno avvicinando alla Lega, persone che non avevano mai votato la Lega prima. Pronto? Sì, pronto, meno male che qualcuno si sveglia, veramente, meglio così. Siamo qui apposta tutti i militanti e i buoni di volontà per far sì che la Lega cresca. Però io volevo veramente dire a tutti la mia indignazione che una donna si possa permettere di dire a un'altra donna, proprio loro che sono di sinistra, che la davano a chi volevano, di dire: te la sei cercata perché questo ha tentato di violentarti. Ma dico, ma questa è pazza, è veramente da denunciare, perché non si può assistere a una cosa del genere senza reagire. Ma stiamo scherzando? Signori miei, ma dico, se l'è andata a cercare, ma io ti impicco se ti trovo tra il chiaro e scuro. Cavoli, una donna, un'altra donna, una frase di questo genere. Grazie, ma insomma, vabbè, stiamo tranquilli e sereni. Capisco che questi argomenti, figuratevi a me, insomma, ci scaldano il sangue e fanno battere forte il cuore. Detto questo, è un dato di fatto. E purtroppo, io lo dico in maniera molto da osservatore, vedo che tante politiche, tanti esponenti politici di sesso femminile durante le settimane contro la violenza sulle donne, guardate, stanno attente a intervenire su qualunque cosa, agenzie di stampa, pagine di giornali, libri dedicati a questi argomenti, eccetera, eccetera. Poi le stesse esponenti votano gli svuotacarceri, gli indulti, gli sconti di pena e quant'altro. Quindi francamente, è palese che c'è un'ipocrisia di fondo in questi esponenti politici, in questi partiti che le esprimono. Però è evidente che forse le donne che votano certi partiti, le donne che votano certi partiti va bene così, oppure non lo so, ci vogliono
ci vogliono il salame sugli occhi. 026620 3529. Pronto? Pronto? Eccoci. Sì, buongiorno, sono di Bergamo. Prego. La Lega ha governato 20 anni e non ha mai combinato niente, quindi adesso stava giù. Digoli. Vabbè, forse non si ricorda la signora che con Roberto Maroni, ministro dell'interno, non entrava più un clandestino, e che sono gran parte di queste persone sono costrette a vivere anche mettiamola, nel mondo oscuro della violenza e dell'illegalità, tanto che gli stupri al 40% vengono compiuti da questi personaggi. Dunque, abbiamo combinato Nigot, come dice lei. 026620 3529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, posso dire. Chiamo dalla provincia di Varese. Una provocazione garbata per tutti quelli che vogliono abolire la Lega. Preparate tante belle magliette con su scritto: voglio un mondo migliore per i miei figli. Voto Lega. E dobbiamo indossarle, dobbiamo andare in giro con addosso queste magliette. Viene l'estate, fa caldo, possiamo metterle e ci possono leggere. Grazie. Buongiorno. 026620 3529. Pronto? Buongiorno, Giovanni da Imperia. Benvenuto. Allora, io anche faccio una provocazione. Prego. Avete detto diverse volte questa mattina vergogna di questo tifoso del Napoli lì, Johnny a Carogna. Jenny a Carogna, vergogna. Invece io che sono di Imperia, molto orgoglioso dell'arresto dell'ex ministro di questa mattina, Scajola. Sì. E orgoglioso anche di aver votato Lega tanti anni, e avete sempre detto che stavate con Forza Italia per fare. Quando noi elettori telefonavamo e dicevamo state con Forza Italia, è sbagliato, e voi invece avete sempre detto ma noi ci stiamo perché dovevamo arrivare al succo del discorso. Siamo arrivati in nessun posto. Io voto Lega, non la voto più, e sono orgoglioso di essere un concittadino. Scusami, tu hai votato per il referendum nel 2006 per la devolution? Io assolutamente sì, ma guarda, io ero un convinto. Quindi c'è stata l'opportunità. Ma l'opportunità, ma ascolta, adesso la signora, non quella prima di me, quella ancora prima, ti ha detto in dialetto, credo bergamasco, bergamasco, io mio papà ha lavorato tantissimi anni su nel bergamasco, conosco la zona, conosco anche un po' il dialetto. Ecco, allora, ti dico, non ha tutti sti torti, ragazzi. Scusa, va bene, la signora ha detto la sua. E tu stai dicendo giustamente la tua. Sì. Ma la mia domanda è, quindi hai avuto la possibilità di votare per la devolution, esattamente come me, come Roberto Colombo dall'altra parte del vetro e tanti che ci ascoltano? Sì. Questo quindi è merito del PD, di Forza Italia? Posso dirti una frase Scusa, che riassume il mio rispondi alla mia domanda, sì. Poi dimmi quello che vuoi. Rispondi alla mia domanda però, se no non è un dibattito, se no fai il comizio e così non è carino. Ci mancherebbe. Quindi, e sono andato a votare. Quindi intorno a te tanti non l'hanno fatto, cioè l'hanno fatto oppure l'hanno pensata differente da te. Io faccio il Ma perché sei andato? Non faccio il politico. Neanch'io, figurati, io adesso sto facendo il giornalista. Quindi quello per chi è merito? È merito tuo, è merito mio, perché in quel momento anche tu votavi la Lega esattamente come me, ma è merito di un partito. Questo sì o no? Lo riconosci o no? Sì, ma io guarda che ho votato diverse volte Lega, ma guarda che non è Lega, non vi voto più. Non siamo polemici, stiamo ragionando e io voglio capire il perché. Insieme. Esatto, io voglio capire il perché di fronte ad una oggettiva, almeno io la vedo, io sono ancora leghista e vabbè, te la dico come la vedo io. Di fronte a partiti italiani che sono indubbiamente più forti della Lega, la Lega ha fatto, adesso possiamo dire quello che poteva, avrebbe potuto fare di più, sicuramente, te lo dico, la Lega ha compiuto tanti errori, però soprattutto in questa fase mi sembra che la Lega stia rilanciando una politica piuttosto forte. Poi puoi essere d'accordo, in disaccordo, ci sta tutto. Adesso posso dirtela io una cosa? Prego. Allora, se invece la Lega fosse stata dura e pura come è adesso il 5 Stelle e fosse stata legata con tre giri di corda come Ulisse al palo e non si fosse mischiata con nessuno,
a Roma, inutile dire Roma ladrona, poi andare giù a Roma e mischiarsi con la peggio politica di Roma. Se voi foste stati da soli, molto probabilmente più del 20% oggi ce l'avreste voi. Invece voi non siete stati coerenti, ragazzi. Grazie. È inutile, prego, grazie a voi. Grazie per aver espresso la tua idea. Pronto? Pronto Morelli? Buongiorno. Buongiorno, sono Mariangela da Bergamo. Benvenuta. Coraggio, andate avanti così e va bene, non state lì a prendervela più di tanto. Cioè, la gente parla ma non capisce. E quando la gente Grazie. Grazie, non è che grazie, la gente non è che non capisce, perché noi il nostro scopo è anche quello quantomeno di dare una lettura differente, cioè ognuno poi può avere le proprie idee e questa si chiama Radio Padania Libera e c'è una ragione per la quale si chiama così, perché dà la possibilità a tutti quanti di intervenire. Provino gli amici che la pensano in maniera diversa a chiamare Radio 24, Radio Popolare, perché sapete anche lì provino loro a esprimersi con libertà, con quello che dicono. Però io ho intenzione di capire il perché qualcuno ancora ha questa idea, visto che tanti stanno invece pensandolo in maniera differente, cioè tantissimi che votavano partiti dell'ex centrodestra, ma molti anche che votavano la sinistra, alcuni delusissimi dal Movimento 5 Stelle. Qua vado logicamente in disaccordo con il nostro ultimo ascoltatore di Imperia, perché questa mattina ha telefonato durante la trasmissione con Sammy Varin un ascoltatore di Torino che ogni tanto, anzi è una voce che sentiamo piuttosto spesso, dei 5 Stelle, ricordandoci che insomma l'Europa, molti sono vicini alla massoneria, eccetera eccetera. Beh, se si parla di coerenza allora bisognerebbe porsi la domanda da dove venga Casaleggio, però questo lasciamolo perdere perché ci interessa poco, non è un tema. Però vorrei approfondirlo con alcuni di voi questo argomento, perché mi pare che la Lega sul tema della coerenza sia sempre stata abbastanza netta, almeno per le proprie posizioni. Poi ragazzi, si può dire non siete riusciti a tenerle e questo è indubbio, e questo su alcuni argomenti è vero, si poteva fare di più, magari sul tema dell'immigrazione si poteva fare di più, è vero, sicuramente si può sempre fare di meglio, però mi pare che sia oggettivo il fatto che con la fase che stiamo vivendo ci sia una fase di grande crescita e di posizioni nette, chiare. Il tema dell'immigrazione clandestina secondo noi è un tema che va difeso, il reato compreso, e quindi poi i magistrati non lo applicano, vero, è indubbio, però purtroppo i magistrati non li controlliamo. Pronto? Pronto, prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora Morelli, ho ascoltato il tuo ragionamento, permettimi di sviluppare il mio, forse ti rubo 5 secondi. Prego. Innanzitutto spieghiamo questa leggenda dei 20 anni dove la Lega era al governo. Assolutamente la Lega ha partecipato con Berlusconi a 2 governi per un totale di 5 più 3 fa 8, gli altri 12 erano governi di sinistra dove sono passate le peggio cose. O ci siamo già dimenticati del TFR, innalzamento delle pensioni, invasione di extracomunitari, innalzamento delle tasse, perché qui la gente gli fanno il lavaggio del cervello alla televisione e poi ripetono le stesse cose. Questi sono dati di fatto inconfutabili. Con la Lega al governo col 4%, e dico i grillini non col 25% come il vostro, col 4%, certe porcherie non passavano perché usavamo l'arma del ricatto, ecco perché nell'alleanza. Col 4% usi l'arma del ricatto, faccio cadere il governo se non fai queste cose oppure se fai passare quelle altre. E ritorno a dire, le peggio porcherie le hanno fatte i vari ministri di sinistra, siamo dimenticati di Visco, di Bersani, di Treu, il Cococò, i contratti, eccetera, eccetera. Questi cancellano tutte queste cose e si ricordano solo che la Lega è stata al governo per 20 anni, che non è vero. Votavo Lega, voto Lega e voterò Lega, perché se tutti ragioniamo in termini di non ha fatto niente e tolgo il voto alla Lega e do il voto al Grillo che prende il 25%, io dico i grillini con il 25%, voi avete fatto meno ancora, tranne che sventolare le manette in Parlamento, non avete fatto un cacchio. Una cosa avete fatta, avete proposto il passaggio dell'abolizione del reato di clandestinità e ve l'hanno votato, questo avete fatto. Vero. Saluti a tutti e forza Lega. Non solo, ieri è stato votato in Regione Friuli, che ha vinto, è passata alla sinistra con 2000 voti di differenza, di scarto. Il Movimento 5 Stelle ha votato per l'introduzione dello ius soli. Poi
attenzione, uno può anche essere d'accordo con tutti questi temi, l'abolizione del reato di clandestinità, ma cioè, se uno ha votato 5 Stelle per quello, ha fatto bene, quella sì che è coerenza, anche se purtroppo non l'avevano detto prima delle elezioni, anzi la posizione era molto differente, però ognuno, duri e puri quelli dei 5 Stelle, ma per favore non hanno creato nulla di positivo con il 25%, ci ricorda Maurizio da Busto Arsizio al 346 64 277 56. Pronto? Pronto, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Sono Luisa da Torbigo. Benvenuta. Noi abbiamo dato la devolution e tanti a fermare i clandestini, la lotta alla mafia. Il Grilletto le ha dato il reato di clandestinità, abolire il reato di clandestinità. Ecco cosa gli ha dato, ma non ragiona quello lì. 026620 3529, tutti quanti siamo persone che ragionano, ognuno fa i propri ragionamenti, non per forza devono essere condivisi, purché, ricordiamocelo, rimaniamo, e qui Radio Padania è abbastanza ferma, su questo sì, sempre nell'alveo dell'educazione e del linguaggio radiofonicamente corretto. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Luciana. Benvenuta Luciana. Stando al telefono così ho sentito la penultima telefonata e sono d'accordo, mi ha rubato un po' le parole, però vorrei aggiungere solo una cosa. È inutile che dicono io votavo Lega, però non voto più, come appunto non mi ripeto. Però aggiungerei solo una cosa pensando, ma una persona che vota Lega non può più votare niente, questa cosa l'ho già detta un po' di tempo fa e la ripeto, io sono leghista, resterò sempre leghista, io mi sento più mitteleuropea, nel senso questa comunione fra i popoli europei e non per l'euro. Però dire la Lega non ha fatto niente, appunto, non voglio ripetermi e niente, volevo aggiungere solo questo. Grazie. Un leghista, un vero leghista, non quelli che si aggiungono così all'ultimo momento per convenienza, perché anch'io sulla politica della Lega a volte non ho avuto convenienza, però la mia idea è quella e non guardo le convenienze della vita, ma guardo a quella società che propone la Lega per mio figlio, per i miei nipoti se li avrò, che appunto io non li ho nemmeno. E aggiungo solo questo. Grazie. Scusa. Tenete presente che tutti coloro che si presentano come buoni ex leghisti sono tutti militanti di altri partiti, ma è assolutamente possibile, anche perché, diciamocelo adesso, vabbè, poi io sto al gioco e mi sta assolutamente bene, è il mio ruolo e anzi lo faccio perché crea anche un po' di pepe alle nostre trasmissioni. È chiaro che una persona, un militante, uno che ha vissuto questo movimento e l'ha vissuto col cuore, con la passione che appunto vedo e condivido con i tanti che ogni giorno ci mettono la faccia, vanno a raccogliere le firme, quello che succede a Parma se ne fregano, quello che succede a Padova se ne fregano, vanno avanti perché raccolgono firme e sono molto più contenti del fatto di aver portato a casa 10-20 firme per il referendum oggi, domani per un'altra cosa, per un altro tema, ancora altro, rispetto a se ne fregano di quello che ci avviene intorno. Beh, questa è fede. Pensare che chi condivide questa fede per un partito che si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania, nel quale c'è un articolo 1, uno statuto molto chiaro e netto, che qualcuno domani possa pensare che un esponente, un partecipante con questa forte fede profonda nel cuore e nell'anima possa passare a un partito italiano, beh ragazzi, ma qua ci stiamo prendendo, chiaramente stiamo scherzando, stiamo giocando. Poi sicuramente le idee possono cambiare, possiamo essere più o meno autonomisti, indipendentisti, valutare questa o quell'altra posizione, però è tale l'evidenza e la differenza tra il nostro movimento e il resto che è come dire che domani ci sono i cattolici cristiani che passano e decidono di passare a un'altra fede. Ci sono, però ragazzi si contano. E quindi guardiamo avanti. Il guardare avanti è dettato dal fatto che tanti invece stanno passando verso la Lega Nord. Perché? Perché la Lega Nord esprime, anche attraverso il proprio segretario federale, delle posizioni chiare e nette. Poi ribadisco e sottolineo, condivise o non condivise, quello è un altro discorso, ma indubbiamente chiare e nette. Il tema dell'immigrazione è un tema assolutamente netto, non c'è tema di discussione rispetto a questo argomento. Il tema del basta euro è altrettanto chiaro e netto. 026620 3529. Pronto? Pronto? Buongiorno.
Ciao, sono Gianni, telefono dalla provincia di Brescia. Ciao Gianni. Ascolta, io devo dire una cosa, noi dobbiamo essere contenti del fatto che ci sia gente che non la pensa come noi, ma che comunque segue Radio Padania. Si vede che gli argomenti che trattiamo sono interessanti, vengono trattati e magari su altre radio questo non succede. Certo. E questa è già una soddisfazione. La seconda cosa che volevo dire è che per quel che riguarda l'aggressione ai banchetti, io devo ricordare ai politici che non intervengono, che non prendono provvedimenti nella loro sedi, nei loro comuni, questi tipi di comuni tra l'altro, che si ricordi quando si andava nelle loro sedi, c'era gente che andava nelle loro sedi a far bere olio di ricino e a spaccare i banchi nelle loro sedi, adesso sono loro che si comportano in queste maniere. Mi domando, un'altra cosa a chi dice per Grillo e la Lega. Io ricordo che una settimana fa Grillo è stato intervistato da Sky 24, il TG24 di Sky, e è stata posta una domanda che riguardava la gente che stava partendo dal Nord Africa per venire in Italia. Lui ha detto ha detto testuali parole, c'era una bomba di 600.000 persone che sta partendo dall'Africa per arrivare qui, bisogna fermarli, bisogna aiutarli al loro paese. Questa roba qui la Lega è 20 anni che le dice, è 20 anni che le dice, però poi alla fine arriva questo qui che è un comico, meglio se fa il comico, no, a dire queste cose, grazie. Insomma, sono cose che la gente sente e probabilmente anche questo sta correndo dietro un po' alla corrente che comunque ha creato la Lega. Grazie. Ecco, sempre forza Lega. Poi però votano per cancellare reati di clandestinità. Sì, è anche questo, insomma, l'euro sì o l'euro no? Ma l'euro forse? No ragazzi, così non funziona. Pronto? Sì, buongiorno, sono Angelo da Bardineto. Benvenuto. Angelo. Volevo dire una cosa che ho sempre ho detto altre volte, che quando uno si presenta buono, tranquillo, rilassato e dice anch'io ho votato Lega, però avete sbagliato di qua, avete sbagliato di là, e poi ci mette anche una frase in dialetto, soprattutto bergamasco per essere più credibili, questi sono tutti propagandisti comunisti, siamo in campagna elettorale, figlioli. Un'altra cosa sui gazebo. Sì. Io sarei il primo ad andare con un bastone, non ho paura, però appena noi gli diamo una sberla a uno, no, i prefetti, i sindaci si sentono autorizzati a vietarci ogni gazebo, e questo Bossi ce l'ha insegnato molto bene, non possiamo reagire proprio per questo. Grazie. È inutile dire io farei, no, non possiamo farlo, se no siamo bloccati in tutto. Buona Padania. Grazie. 026620 3529 come sempre il numero per intervenire in diretta in tutte le trasmissioni Radio Padania Libera. Vi riporto per chiudere questa trasmissione un articolo di ilfriuli.it, approvata mozione per introdurre lo Ius Soli in Italia. Il Consiglio regionale del Friuli ha preso, Serracchiani quindi PD, la Presidente, ha preso in esame e ha approvato del PD, SEL, CIT e Movimento 5 Stelle, no di Lega Nord, Forza Italia, NCD, Misto, usciti dall'aula al momento della votazione, una mozione con primo firmatario Codega, illustrata da Zecchinon, che auspica che il Parlamento prenda in considerazione le numerose proposte che sono state depositate e quindi approvi la riforma delle norme sulla cittadinanza italiana, introducendo anche nel nostro paese, questo lo leggo da Friuli.it, il principio dello Ius Soli, il diritto di cittadinanza che si acquisisce per essere nati sul territorio dello Stato, e impegna i presidenti del Consiglio e Giunta regionale a farsi promotori presso Camera e Senato di questa volontà. Questo è quello che è stato approvato ieri appunto, come dicevamo, nel Consiglio regionale del Veneto. La mozione rispetto al testo inizialmente proposto dal gruppo del PD è stata modificata in suo dispositivo da un emendamento del 5 Stelle che auspica che il Parlamento riattivi l'iter di riforma delle norme sulla cittadinanza italiana, tenendo conto di tutte le proposte di legge depositate che introducono il principio dello Ius Soli, in particolar modo quelle di iniziativa popolare. La mozione impegna quindi i presidenti e appunto eccetera eccetera. Quindi mozione presentata inizialmente dal Partito Democratico e modificata in senso per loro migliorativo dal
gruppo del Movimento 5 Stelle. Lo trovate su ilfriuli.it. Approvata in Friuli la mozione per introdurre lo Ius Soli in Italia, votata favorevolmente, quindi hanno votato sì Partito Democratico, SEL, CIT e Movimento 5 Stelle. Contrario, tutto il centrodestra. Grazie ad Alessandro Morelli. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene?